Magnus Carlsen, nato il 30 novembre 1990 a Tønsberg, Norvegia, è una delle figure più straordinarie e influenti nella storia moderna degli scacchi. Magnus Carlsen, the Mozart of chess, a talent from another universe. Fin dall'infanzia il suo rapporto con il gioco è stato un connubio di intuito naturale e dedizione instancabile. Carlsen ha iniziato a giocare a scacchi all'età di 5 anni e sotto la guida del suo padre Henrik ha rapidamente sviluppato un talento eccezionale. Nel 2000, a soli 10 anni, ha vinto il suo primo torneo nazionale, dando un assaggio delle incredibili vittorie che avrebbe ottenuto nel corso della sua carriera. La sua ascesa verso la vetta del mondo degli scacchi è stata marcata dalla precocità e dalla determinazione. Nel 2004, all'età di 13 anni, Magnus ha ottenuto il titolo di grande maestro, diventando il terzo giocatore più giovane ad aver mai raggiunto tale traguardo. Questo risultato ha posto Carlsen al centro dell'attenzione internazionale, anticipando il suo rapido accesso al rango d'élite degli scacchisti mondiali. Il punto culminante della carriera di Carlsen è arrivato nel 2013, quando ha sconfitto il campione del mondo in carica Anand in un match epico. La vittoria ha consacrato Carlsen come il più giovane campione del mondo di scacchi nella storia moderna e ha segnato l'inizio di un regno che sembra destinato a durare a lungo. We are moments away from one of the most anticipated World Championship matches in living memory. Vishy Anand, the reigning world champion, well, he's won the title 5 times, whereas Magnus Carlsen, this is his first World Championship match. It's the last game and Magnus only needs a draw to become the new world champion. It's a talent that comes from another universe, quite simply. I mean, he calculated it till the very end. And basically this is it, guys, because let's analyze, this is the current position. Oh my This is God. it. And we have a new world champion. world champion. Unbelievable. Magnus Carlsen. La sua strategia di gioco è unica nel suo genere, caratterizzata da un approccio creativo e dalla capacità di adattarsi alle mutevoli dinamiche della scacchiera. Carlsen è noto per cercare soluzioni uniche e sfidare le convenzioni tradizionali, mantenendo una forte comprensione della teoria degli scacchi. Oltre ai suoi successi individuali, Carlsen ha condotto la Norvegia a trionfi senza precedenti nelle Olimpiadi degli scacchi a squadre. La sua leadership ispiratrice ha trasformato il paese in una potenza scacchistica emergente e la sua influenza si estende ben oltre il campo di gioco. La personalità di Carlsen, caratterizzata da un mix di umiltà e sicurezza, ha contribuito a renderlo un personaggio popolare non solo tra gli scacchisti più appassionati, ma anche in un pubblico più ampio. You really playing the Karagan? No! We got Payet, Dimitri Payet. I just don't think you understand. And there are ways to improve along the way. And some of those, that's interesting. Sorry, I was kind of... GG, just resign, motherfucker. La sua presenza sui social media, in particolare su Instagram, dove condivide momenti della sua vita quotidiana e interagisce con i fan, ha contribuito a rendere il mondo degli scacchi più accessibile e coinvolgente per un pubblico globale. Oltre alla sua straordinaria carriera scacchistica, è noto anche per alcuni aneddoti interessanti che svelano il suo carattere eclettico e la sua personalità. Ecco alcuni di essi. La sfida contro Bill Gates. Magnus Carlsen è noto per le sue partite di scacchi contro celebrità e personalità di spicco. Nel 2014 ha affrontato Bill Gates in una partita, vincendo in soli 79 secondi. Questo incontro ha attirato l'attenzione mediatica e ha evidenziato la sua abilità anche contro avversari non professionisti. Il suo interesse per il poker. Carlsen ha dimostrato di avere un interesse anche per il poker. Ha partecipato a tornei di poker e ha anche sfidato alcuni dei migliori giocatori al mondo. Questa varietà di interessi mostra la sua mente competitiva e il desiderio di mettersi alla prova in diversi contesti. La passione per il calcio. Oltre agli scacchi, Carlsen è un appassionato di calcio.
È stato anche il modello per la copertina di rivista norvegese Matador, vestito con la maglia del Real Madrid. Il suo amore per lo sport dimostra la sua personalità versatile al di fuori della scacchiera. Il suo stile di moda. Carlsen è noto anche per il suo stile distintivo. Spesso si presenta con abiti eleganti e alla moda, mostrando anche un occhio per la moda oltre che per gli scacchi. La sua presenza di stile è diventata un elemento distintivo nella sua immagine pubblica. Partite di scacchi al buio. Carlsen ha dimostrato la sua straordinaria memoria e capacità di concentrazione giocando partite di scacchi al buio contro diversi avversari contemporaneamente. In alcuni eventi ha persino giocato contro avversari senza vedere la scacchiera, affidandosi completamente alla sua memoria. Al di là delle competizioni, Magnus Carlsen è coinvolto in attività filantropiche e promuove gli scacchi come strumento educativo. La sua dedizione a migliorare la percezione pubblica degli scacchi va di pari passo con il suo impegno nel mantenere la loro integrità e tradizione. In conclusione, la storia di Magnus Carlsen è un racconto di straordinario talento, determinazione incrollabile e un impatto duraturo sul mondo degli scacchi. La sua storia continua ad evolversi, ispirando persone, alimentando la curiosità e l'ammirazione di appassionati di scacchi di tutto il mondo.